Si sono trovati in 300 dirigenti delle Avis provinciali e comunali del Veneto per fare il punto della situazione con i rappresentanti istituzionali della Regione Veneto, i responsabili e i medici del Dipartimento di Medicina Trasfusionale. Un momento importante per trovare una valida soluzione a quello che è un calo di donazioni e donatori di sangue per incentivare sempre più le donazioni fra i giovani. Noi lavoreremo su questo e sui problemi che la sanità oggi ha, perché la carenza di medici crea un problema non indifferente a noi, e la flessibilità, che vuol dire l'apertura dei centri trasfusionali quando oggi i donatori possono donare, perché una volta si donava durante l'orario di lavoro, oggi i giovani soprattutto donano invece quando hanno tempo, quindi sabato, domenica, e questo ovviamente vuol dire che devono trovare i centri trasfusionali aperti. Forte il volontariato anche per le due ONLUS, TES, Fondazione per la Biologia e la Medicina della Rigenerazione, e APE, sempre Avis, per il progresso ematologico. Un Veneto su 5 fa volontariato nei vari settori e il campo delle politiche sociali, del sociosanitario, del welfare è sicuramente quello che fa da leone, da principe, insomma, nelle varie tematiche. Il radicamento nel territorio, ma soprattutto anche la capacità di intercettare le persone e di portarle appunto nell'associazionismo, nella cultura del dono, della solidarietà, dell'attenzione verso il prossimo. Allestita al Teatro da Ponte anche una mostra sulle copertine dei 40 anni del periodico trimestrale dell'Avis regionale Dono e Vita.